Allora, ritorniamo, siamo sempre in notturna, no? Notturna Sì. cosa vuol dire? Che ora si scende, con che tipo di attrezzatura? Allora, qui proprio era notturna, nel senso che molte volte si va in acqua al tramonto, che c'è ancora tutto chiaro fuori, ma i raggi del sole, quando tangenti sull'acqua, non vanno più sotto e sotto è buio già completo, anche Quindi se fuori. quando è il tramonto già si può dire si Esatto. comincia la notturna. Per cui qui invece andavamo proprio che era già tramontato il sole, iniziavamo ad andare Quindi in acqua, buio fuori, sì, alle buio 7 sotto. per dire, perché generalmente alle 6, 6 e mezza tramonta il sole. E questa è la sorpresa, E questa è la sorpresa. Non li Qui vedi li bene. vediamo che sono proprio tranquillissimi e finché sono così, ripeto, ci si può avvicinare, proprio andargli addosso, non succede niente. Questi qua sono in caccia e vediamo che loro cercano sono in tutti caccia, i buchi, infatti. esattamente, tutti i buchi possibili per vedere se qualche pescetto da mangiare, eccetera. Ma Sì, però se scambiano una persona per un pesciotto. Cioè. no, beh, siamo troppo grandi, ma voglio dire, se magari uno si fa un taglio a una mano appoggiandosi, infatti. allora sì, potrebbero essere attirati, ma non credo neanche più di tanto, meglio che non capiti comunque. Ma qui proprio da stare attenti, ma era stata un'immersione in mezzo proprio, ma veramente qui eravamo in mezzo a centinaia di squali, ma proprio, guardate, cioè veramente, Mamma ma santa, come qui si muove. è ancora tutto tranquillo. Alla fine vedremo cosa vuol dire diciamo, Frenesia. la frenesia alimentare, esattamente. Quindi sono a caccia adesso, cioè Sono a è notte caccia. e loro sono a caccia, non è Sono che a caccia. dormono tranquilli, no? No, sono a caccia tutta la Ma notte. perché gli altri pesci dormono, quindi è più facile anche cacciarli, probabilmente. Esatto. Poi, fra parentesi, noi involontariamente gli diamo una grande mano, Con le perché con le luci gli facciamo vedere anche dove ci possono essere le loro prede. Perché loro non vedono il buio. No, loro vanno molto praticamente a sentire la preda, loro la sentono più che vederla. Proprio... Ma quindi può essere che anche la muta da sub protegga dall'emanare un certo odore? Ma non abbiamo l'odore dei pesci, per fortuna, quindi eccoli qua. E qui vediamo proprio, c'è un buco, magari per dire avevano appena preso un pesce, adesso tutti si rigettano lì per vedere se c'è un altro, guardate, addirittura fanno fatica a muoversi tra di loro. Da quanti Che dimensioni hanno questi pescetti simpatici? Non sono tanto grandi, siamo sul 1,5 metri, un metro e mezzo, sì. Tutto rispetto, Sì, ma dai. proprio dopo li vediamo, anche sono tranquillissimi, ripeto, sono veramente tranquilli, proprio è difficile che questi qua sono più pericolosi di giorno se stanno dormendo, che magari sono dentro un anfratto, dentro una se metti la grotticina. mano o qualcosa. No, se tu ti metti davanti che le impedisci l'uscita, Giusto, a questo punto si sentono catturati e si incattiviscono. Ecco, qui vediamo una aragosta che scappa dalla sarabanda che avevano fatto gli squali. Ecco, qui quando mi vengono così vicini gli do la telecamera davanti per sicurezza. Ma Per sicurezza sì, anche solo un colpo di coda magari può fare anche male, insomma. No, questi no, non hanno neanche la forza, no, questi no. Cioè voglio dire, non è lo squalo nutrice, è il primo gradino dopo lo squalo nutrice, quindi proprio non c'ha problemi, no. Però penso farsi in ogni caso impressione vedere con la luce quello che succede mentre uno è immerso nel totale buio, no? Che pensa che sia tutto tranquillo e dormiente, invece ci sono sì, questi pesci no. che si Esatto, muovono. la loro vita questa qui, e ogni sera c'è questa sarabanda proprio. Ecco, vedete ad esempio lì l'attacco è stato di 3 squali contemporaneamente che hanno visto chissà che cos'era, un pescetto piccolino, perché ormai in questa zona qua loro proseguono a battere questa zona, ma non ci sono quasi più pesci e loro proseguono sempre a girare questa baia. E perché non si spostano dalla baia? No, tornano sempre su questa baia. Ecco, qui Eccolo, Francesco lo ha preso proprio per la coda e vediamo, insomma, cioè non succede niente, per fortuna che non l'ha visto l'accompagnatore, se no lo bacchettava, ma voglio dire non è che si infastidiscono, che reagiscano, piuttosto invece quando si è in notturna, soprattutto in questo tipo di notturne, si fa involontariamente, si fanno delle immersioni cosiddette a yo-yo, che si passa dalla profondità a quasi la superficie, si va su e giù, e questo non è mai il massimo, per cui a fine immersione bisogna fare una decompressione seria, proprio non è il minuto, perché quando si passa praticamente creiamo una dilatazione
diffusione delle bolle di azoto. Siamo sempre sui 14 metri, 15 metri, non siamo neanche... Ecco, qui vedete quello che dicevamo prima, la frenesia alimentare, eccola qua, eccola qua. In questo caso qui è meglio stare un attimo lontani. Sì, ma perché qui, eccolo poverino, hanno trovato un pesce, se lo mangiano E qui c'è proprio, guardate cosa c'è di sarabanda, che arrivano tutti, perché a quel punto lì pare che dicono qui c'è un pesce e arrivano tutti. E la povera tartaruga può essere vittima di questi... non di questi squali. Non di altri squali sì. Ho visto più di una testuggine con ad esempio una zampa in meno dietro, anziché 2 zampette ne aveva una sola, e quando viene morsicata proprio porta via lo squalo, gli porta via anche una parte di carapace, cioè gli squali giusti, un toro, un grigio neanche forse, un quali più grossi. Questa è una cernia. Certo che l'acqua è di una limpidezza impressionante. Sì, no, proprio veramente. Queste aragoste, eccole qui. Aragoste ce ne sono tante, veramente tante, proprio non dico come i granchi da noi, ma quasi, ecco. E qui abbiamo tutto il plancton che mi si agita davanti ai fari della... Quindi c'è il plancton, anche se l'acqua è limpidissima, c'è. Sì. E qui torniamo adesso di giorno, perché abbiamo visto allora l'immersione bellissima, questa qui con gli squali, e adesso l'altro motivo per cui siamo venuti qui era lo squalo martello, e qui adesso li vediamo. Ripeto, questi squali qua sono tante dicerie, ma per me lo squalo martello è uno squalo che ha una paura terribile, non si avvicinerà mai, se solo tu ti muovi dal tuo posto e gli vai incontro lui ha paura e scappa, cioè proprio veramente è uno squalo bello da vedere, veramente bello. Chiediamo alla regia di mettere tutta immagine, che così ce lo vediamo anche noi bello in grande. Perché poi adesso ne vedremo anche quello che è l'isola de Coco, perché adesso più si va, più c'è questa sarabanda di questi pescatori pirati e meno squali resteranno sempre di più. Questo squalo che noi vediamo, eccolo qua. Meno male, attenzione, quello è un branco di sardine, bisogna ricordarsi... Circondato di cosa? Da sardine? Sì, i branchi di sardine, ad esempio nel branco di carangidi io entro, sto assieme a loro e via di seguito, e non ci sono problemi. Nel branco di sardine, se viene lo squalo e attacca il branco di sardine e tu sei dentro, sì che la puoi passare brutta, ecco. Perché cioè chi prende, insomma. Chi prende, esattamente. Cioè, anche perché sono sardine belle grandi. No, qui proprio non c'è problema nei carangidi, proprio assolutamente, ma anche in mezzo ai barracuda. No, dicevo nel senso che sono sardine belle consistenti, per cui fanno gola, insomma. Sì, ma però dopo vediamo comunque, perché ho fatto 2 riprese di branchi di sardine attaccati, e del branco di sardine non resta più niente alla fine. Se le mangiano tutte. Sì, fanno piazza pulita completa, proprio fanno fuori tutto. Però ripeto, qui eravamo nel punto che dovevano passare gli squali martello e seguivamo proprio gli squali martello. Quindi vi hanno martello. Portato proprio nel punto esatto dove passano gli squali? Ci sta proprio in parete, ci si metteva fermi in parete ad aspettare, e dopo, se proprio non veniva niente, come in questa immersione qua, allora si usciva, si faceva, andava a vedere, andavamo a vedere se si trovavano fuori, ma generalmente quando ci si sposta dalla parete non arrivano più. Proprio per quello che dico, può stare tranquilli, questa è un'altra cernia che ci passa vicinissimi. Sì, poi alla fine non è che possiamo, i pesci sono questi, cioè, che si vedono, ma qui se ne vedono tanti, e qui è bellissimo. E anche con una frequenza notevole. Sì, esattamente. Ma perché tutto sommato c'è anche poca gente, probabilmente? Poca gente, è un viaggio impegnativo, ecco qui è lo squalo martello. Adesso, comunque ne vediamo, adesso ne vedremo parecchi qua di squali martello, perché proprio all'isola de Coco, in questi posti qui, ripeto, i posti più importanti per i subacquei, che sono praticamente le Galapagos, l'isola de Coco, Socorro, anche Malpelo, cioè questo è territorio dove si va a vedere gli squali, soprattutto i grandi pesci, tonni, delfini. Ecco. E qui vediamo appunto il martello, anche in Sudan vediamo molti martello, un altro bel ma viaggio. Infatti ricordo un viaggio che ci hai fatto vedere tanti squali martello, che sono anche belli importanti, hanno delle dimensioni importanti. Sì, no? Questi sono belli importanti, sì, questi sì. Poi saremo, voglio dire, la misura massima arrivava a 2,5 metri, ecco, non è che comunque emozionante quando li ho visti.
Vabbè, ma guarda, cioè, se penso che è dal 79 che faccio immersioni, quindi ne ho visti tanti, sì, però non smetterei mai, cioè, mi piacerebbe sempre stare in mezzo a loro, veramente proprio. Eccolo qua, guardate come viene vicino. Ma che bello, bellissimo. Via. Eccoli qua. E qui vediamo un bel passaggio di qua, eccoli qua che arrivano, eccoli qua. Adesso qui è il punto proprio clou che c'è stato questo passaggio qua, guardate, questo passaggio qui, eccolo qua, questo è il massimo che si può vedere. Beh, più di così, caspita, sì, veramente. Veramente, questo è uno. E qui il branco di sardine, eccolo qua che vi dicevo prima, che però sono attaccati da sopra e da sotto, eccoli qua, sopra ci sono gli uccelli e sotto ci sono gli squali. Anche gli e alla uccelli fine è rimasto niente, praticamente una nuvoletta. Povere, mamma mia. Sì. E qui stiamo facendo decompressioni, avevamo sempre delle decompressioni piuttosto impegnative, perché arrivavamo anche a partire la decompressione da 6 metri di profondità e per poi finire a 3 e poi uscire. Che vuol dire quanto tempo? Vuol dire, quindi quando avevamo 3 minuti a 6 metri vuol dire 15 minuti a 3 metri grosso modo, per cui un 20 minuti da considerare, di star lì, e poi considerando che non c'è nessuna possibilità di camera iperbarica, di cura, ti danno solo l'ossigeno in barca, eccetera, bisogna veramente fare le cose con tanta prudenza. Le immersioni normali, anche se il computer ti diceva che potevi uscire, 3 minuti erano d'obbligo tassativi di stare in acqua, proprio veramente per smaltire più azoto possibile, per evitare il problema della MDD, malattia da decompressione, che sarebbe l'embolia. Sì, perché in questi posti effettivamente sei fuori dal mondo, fuori da tutto. Qui bisogna pensare, può essere pericoloso, anche scivolare in barca, farsi male, è veramente un rischio. E qui ecco vediamo la partenza della barca che lascia l'isola de Coco. L'isola de Coco è un'isola piccola, per dire un quarto dell'isola d'Elba, neanche forse. E quindi qui le vediamo. Non si soggiorna all'isola de Coco, ma si sta sempre in imbarcazione e poi finito il tour di immersioni si torna in Costa Rica, giusto? E qui si torna praticamente, abbiamo i 2 giorni di navigazione, che però al ritorno è stato con mare proprio piatto, siamo andati veramente bene, sì, proprio passato veramente bene qui. Adesso qui vediamo. Sì, bisogna mettere anche in conto qualora il mare non fosse mare piatto, e questo è un altro problema, no? Sì. Purtroppo quando il mare è mosso e si è in questi posti bisogna affrontarlo, non c'è scelta. Ecco, uno spettacolare tramonto, sì, bellissimo, tramonto effettivamente. E si torna praticamente, poi da di qua è iniziato il viaggio di ritorno, che siamo tornati. Però voi avete fatto di nuovo sosta in terraferma per riuscire un po' a compensare il fatto che avete fatto diverse immersioni? E allora, generalmente, in questo caso qui, non si fanno più immersioni quando manca le 24 ore al volo, proprio assolutamente non si può più andare a fare immersioni, proprio perché quando si va in quota si tenderebbe a espandere le bolle d'azoto che abbiamo in corpo, per cui potrebbe creare un'embolia. Con le 24 ore invece prima, a parte che le abbiamo già diciamo esaurite in acqua con la decompressione e tutto, ma abbiamo sempre una certa quantità di azoto che gira nelle vene, è indispensabile proprio di 24 ore assolutamente di non andare. E non bisogna che una persona lo sappia e ne sia anche bene. Sì, ma te lo dicono anche loro, proprio assolutamente, ci chiedono quando è l'aereo, va bene, tu fai le immersioni fino a mercoledì, giovedì di riposo e venerdì parti, ecco, per dire. Quindi ma quello lì è la prima cosa che ci chiedono quando abbiamo il volo di rientro. Dai. Sì, perché uno dice, per dire il volo di rientro una settimana dopo perché faccio il giro turistico per la Costa Rica. A quel punto lì poi le immersioni le fai tutte fino alla fine, fino all'ultimo minuto. Quindi converrebbe una cosa del genere a questo punto? Per fare tutte le immersioni senz'altro sì, però ripeto, bisogna essere più giovane in forze, perché quando si tratta di fare, sono arrivato a fare anche 5 immersioni in un giorno, adesso onestamente non le rifarei più, e soprattutto in un viaggio del genere quando fai le 3 immersioni e la quarta notturna, un giorno sì e un giorno no, sono già tante. Mamma mia, siamo arrivati al termine, solo una domanda, ma adesso parolona, quando si riprenderà a poter viaggiare tranquillamente in modo sereno, senza gincane tra PASP, vaccino, questo e quest'altro, ci vuole un allenamento per riprendere ad andare a fare i sub?
No, direi di no. Un po' di allenamento ci vuole sempre, è meglio fare un po' di palestra per fare un po' di fiato, sì. Per fare sub è una cosa più che altro psicologica. E tecnica forse anche. E tecnica, beh senz'altro sì, la tecnica sì, ma ricordiamoci che se c'è corrente non puoi vincere la corrente, non puoi pensare di andare controcorrente. Quindi è inutile sfiancarsi perché ti anneghi proprio assolutamente. Il rischio è sempre altissimo, è uno sport serio, va fatto con grande consapevolezza. Sì, quindi consapevolezza, esattamente. Sì. Allora Maurizio, intanto resti sempre qui con noi, per adesso niente mari lontani, giusto, in previsione, no, quindi rivedremo delle avventure passate che almeno ci faranno sognare. Grazie di essere stato qui con noi e ai nostri telespettatori restate invece voi ancora con noi perché ovviamente abbiamo altre interviste, altri approfondimenti e altre tematiche ma sempre molto interessanti. Tra poco.